In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Gratia Domini nostri Iesu Christi, et caritas Dei, et communicatio Sancti Spiritus, sicut omnibus vobis. Fratres, agnoscamus peccata nostra optatissimus ad sacra mysteria celebranda. Miserere nostri Domine. Ostende nobis Domine, misericordiam Tua. Misereatur nostri omnipotens Deus, et dimisis peccatis nostris, perducat nos ad vitam aeterna. Gloria in excelsis Deo.
Padre, che in questo giorno, per mezzo del tuo Figlio unigenito, hai vinto la morte e ci hai aperto il passaggio alla vita eterna. Concedi a noi, che celebriamo la risurrezione del Signore, di rinascere nella luce della vita, rinnovati dal tuo Spirito. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, vive, regna con te, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni Pietro prese la parola e disse: voi sapete ciò che è accaduto in tutta la Giudea, cominciando dalla Galilea, dopo il battesimo predicato da Giovanni, cioè come Dio consacrò in Spirito Santo e potenza Gesù di Nazaret, il quale passò beneficando e risanando tutti coloro che stavano sotto il potere del diavolo, perché Dio era con lui. E noi siamo testimoni di tutte le cose da lui compiute nella regione dei Giudei e in Gerusalemme. Essi lo uccisero appendendolo a una croce, ma Dio lo ha risuscitato al terzo giorno e volle che si manifestasse non a tutto il popolo, ma a testimoni prescelti da Dio, a noi che abbiamo mangiato e bevuto con lui dopo la sua risurrezione dai morti, e ci ha ordinato di annunciare al popolo e di testimoniare che egli è il giudice dei vivi e dei morti, costituito da Dio. A lui tutti i profeti danno questa testimonianza. Chiunque crede in lui riceve il perdono dei peccati per mezzo del suo nome. Parola di Dio. Insieme diciamo: questo è il giorno che ha fatto il Signore, rallegriamoci ed esultiamo. Rendete grazie al Signore perché è buono, perché il suo amore è per sempre. Dica Israele, il suo amore è per sempre. La destra del Signore si è innalzata, la destra del Signore ha fatto prodezze. Non morirò, ma resterò in vita e annuncerò le opere del Signore. La pietra scartata dai costruttori è divenuta la pietra d'angolo. Questo è stato fatto dal Signore, una meraviglia ai nostri occhi. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Colossesi. Fratelli, se siete risorti con Cristo, cercate di lassù, dove è Cristo, seduto alla destra di Dio. Rivolgete il pensiero alle cose di lassù, non a quelle della terra. Voi infatti siete morti e la vostra vita è nascosta con Cristo in Dio. Quando Cristo, vostra vita, sarà manifestato, allora anche voi apparirete con Lui nella gloria. Parola di Dio.
Et cum Spiritu Sequentia Sancti Evangelii secundum Marcum. In illo tempore Maria Magdalene et Maria Jacobi et Salome emerunt a Romata ut venientes ungerent Iesum. Et Valdemane una sabbatorum veniunt ad monumentum ortoi iam sole. Et dicebat ad invicem, quis revolvet nobis lapidem ab ostio monumenti, et respicientes viderunt revolum, otum lapidem. Et introeunt si monumentum, viderunt juvenem sedentem ad extris, copertum stola candida, et obstu puerunt. Qui dicit illis, nolit expavescere, Iesum queritis Nazarenum crucifixum, surrexit, e risorto non est hic, ecce locum, ubi posuere erunt eum. Sedite, dicite discipulis eius et Petro, quia precedit vos in Galileam, ibi eum videbitis, sicut dixit vobis. Verbum Domini. Laus tibi Christe.
Buona Pasqua nel Signore. Frohe Oster im Herrn. Cristo è risorto, è veramente risorto. Se siamo qui questa mattina è per celebrare solennemente quello che è il fondamento del nostro essere cristiani. Gesù Cristo, crocifisso, morto e risorto. Non è un'idea, un ideale, un concetto, perché se fosse così, vana sarebbe la nostra fede. Cristo è realmente risorto. E Paolo ce lo ricorda in maniera chiara. Voi in Cristo già ora siete chiamati a essere dei risorti. Voi siete risorti. Questo è un po' il tema della nostra liturgia solenne, che dovrebbe essere liturgia di speranza, perché abbiamo tutti noi bisogno di speranza e di risurrezione. Quello che tento di dire, e sarò breve, è che celebrare la risurrezione è un evento importante, non è solo un fare memoria, ma ricordarci che in virtù del nostro battesimo, per questo siamo stati aspersi con l'acqua, fin d'ora noi siamo chiamati a vivere da risorti. Sì, la risurrezione non riguarda i morti, riguarda i vivi. Perché? Perché Cristo è risorto, che noi siamo chiamati a dare senso autentico alla nostra vita, al nostro presente. La vita eterna non è un premio che avrà chi si sarà comportato bene, ma un modo di vivere già adesso. Lo ripeto, Paolo dice, voi già ora siete risorti. Vivete da risorti. E cosa significa vivere da risorti? Allora penso al Vangelo di Pasqua, che è caratterizzato dalla corsa, la corsa delle donne, la corsa di Pietro, la corsa di Giovanni, perché quando tu ami non stai fermo, corri. Allora vivere da risorti significa riscoprire la bellezza di amare, ovvero di fare della propria vita un segno di amore, un dono per gli altri. Perché Cristo è risorto? Per dare un senso alla nostra vita. E perché c'è un dopo, che siamo chiamati a vivere con gusto il nostro presente. Allora, vivere da risorti significa essere persone di relazione. In un mondo in cui siamo chiusi noi stessi, in un mondo in cui purtroppo ci ha rinchiuso nelle nostre case per tanto tempo e ci ha fatto sedere sui nostri divani, dobbiamo alzarci e diventare persone di relazione. Mi colpisce che anche nei nostri condomini tanta gente oggi è venuta nella nostra isola, ma non ci si conosce. È importante creare rapporti, relazioni, perché così il mondo cambia e così nasce la solidarietà. Perché se conosci non hai paura, se non conosci hai paura. Questo è il grande problema. Siamo chiamati a costruire relazioni per conoscere e superare le nostre paure. La morte fa parte del nostro essere uomini e donne. È un limite grande che c'è e non possiamo far finta che non esista. Ma in Cristo la morte è superata, non è l'ultima parola, è la penultima. L'ultima parola è sempre la vita. Allora c'è quel macigno, quella roccia, quella pietra che è stata rotolata via. Allora oggi ci viene detto a ognuno di noi, non avere paura. Io ho vinto la morte, io sono la vita. Vivi da risorto, crea rapporti, crea relazioni. Non chiuderti in te stesso, mai. Sia lodato Gesù Cristo. Nel canto solenne rinnoviamo la nostra fede. Credo in un Dio
chiediamo al Padre il dono del suo Spirito perché, risorti con il suo Figlio, possiamo aiutare tanti cuori chiusi alla grazia ed aprirsi alla novità del Vangelo. Diciamo insieme: ascoltaci, o Signore. Apri alla speranza i pastori della Chiesa affinché annuncino con il loro ministero che il perdono e la misericordia sono i capisaldi che devono animare la vita cristiana di coloro che sono risorti a vita nuova. Noi ti preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Apri alla speranza i governanti affinché lavorino per la promozione del rinnovamento della società attraverso scelte che aprano i cuori alla fiducia di un futuro migliore, soprattutto nelle nuove generazioni. Noi ti preghiamo. Ascoltaci, o Signore. O Herr, öffne alle christlichen Gemeinschaften, die Ostern feiern, der Hoffnung. Mögen sie trotz ihrer Schwächen mit Freude beweisen, dass Gottes Liebe stärker ist als unsere Sünde. Wir bitten dich. Ascoltaci, Signore. Apri alla speranza coloro che affrontano la malattia. Non venga meno la voglia di combattere contro il male che li aggredisce. Siano sostenuti con delicatezza da quanti li curano e li assistono. Noi ti preghiamo. Apri alla speranza tutti noi qui riuniti. La celebrazione della Pasqua rinnovi il nostro impegno di condivisione e di fraternità. Noi ti preghiamo. Ascolto, Padre, queste preghiere e quelle che portiamo dentro il nostro cuore. Te le offriamo per Cristo nostro Signore.
Preghiamo insieme perché questo nostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa. Esultanti per la gioia pasquale, ti offriamo, Signore, questo sacrificio, nel quale mirabilmente rinasce e si nutre la tua Chiesa. Per Cristo nostro Signore. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sursum corda. Habemus ad Dominum. Gratiagamus Domino Deo nostro. Dignum et justum est. E veramente cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, lodarti, ringraziarti, Padre Santo, soprattutto in questo giorno nel quale Cristo, nostra Pasqua, si è immolato. È Lui il vero agnello che ha tolto il peccato del mondo, è Lui che morendo ha distrutto la morte e risorgendo ha ridato a noi la vita. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra e le schiere degli angeli, dei santi, cantano senza fine l'inno della tua gloria. Veramente santo sei tu, Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugia del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie e lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Mio Signore, mio Dio, aumenta la nostra fede. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.
Mio Signore, mio Dio, aumenta la nostra fede. Per ipsum cum ipso et in ipso, est ibi Deo Patri Onnipotenti, in unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula saeculorum. Precepti salutaribus moniti, e in divina istituzione formati, audemus dicere. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis. Se l'inserto è tutt'uno. Se l'inserto è tutt'uno. Debitoribus nostri. Metti l'inserto. Nos inducas in tentazione, Sì, poi mettiamo. ed libera nos da malo. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni paura, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua è la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi dono la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa. Dona la pace e gioia, secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con tutti voi. E con il tuo spirito. Scambiamoci il dono pasquale della pace.
l'agnello di Dio. Ecco colui che toglie il peccato del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvato. Il corpo e il sangue di Cristo ci custodiscano per la vita eterna. Chi mangia di me, vive di me. Chi mangia di me ha la vita eterna, dice il Signore. Per la comunione ci disponiamo in 4 file, una per la navata laterale e 2 in centro. Don Gianni sarà anche lì del crocifisso nella navata laterale.
Preghiamo. Proteggi sempre la tua Chiesa, Dio Onnipotente, con l'inesauribile forza del tuo amore, perché rinnovata dai sacramenti pasquali giunga la gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore. E vogliamo benedire il pane che poi all'esterno della Basilica, dopo il canto finale, vogliamo distribuire come segno di augurio per le nostre famiglie. Mi sia permesso un ringraziamento grande alla corale Santa Cecilia, corale orchestrale, che con il canto e il suono ci ha aiutato oggi e in tutta la settimana, in tutto l'anno, ad entrare nel mistero. Grazie di cuore. Vogliamo benedire il pane per poi, ripeto, al termine distribuirlo. Domani, seconda festa di Pasqua, l'ora delle messe qui in Basilica, alla mattina, ore 30 e 18:30. Dio Padre, ti benediciamo, Signore del cielo e della terra, perché nella risurrezione di Gesù dai morti ci doni la speranza della vita nuova ed eterna. Benedici questo pane, che le nostre famiglie, raccolte attorno alla mensa, spezzeranno insieme, rafforza i legami che ci uniscono e fa che possiamo diffondere la gioia del Signore risorto a tutte le persone che incontriamo. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Dominus vobiscum. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Ite missa est, alleluia, alleluia. Deo gratias.